Il giorno seguente ho avuto il piacere di riabbracciare Annalisa, già splendida guida al Teatro Massimo Bellini, nella primavera 2022. Con lei sono rimasta in contatto, dando vita ad una solida amicizia. Approfittando della sua presenza, ho voluto godere del meraviglioso percorso all'interno del Museo Belliniano, ampliatosi della parte multimediale al piano superiore. Il primo piano, come già precedentemente narrato, si compone di tre stanze. Nella prima, nella notte tra il 2 e il 3 novembre del 1801, Vincenzo Bellini venne dato alla luce. Lungo il percorso, Annalisa mi ha illustrato nei minimi dettagli e con particolareggiate descrizioni la vita del compositore, che in quella casa trascorse i primi 14 anni della sua vita. Nelle teche è possibile vedere documenti come la supplica con la quale il giovane Bellini venne accettato presso il Conservatorio di Napoli, scritta e autografata di suo pugno, lettere e lo spartito autografo dei Capuleti e Montecchi, opera composta nel 1830. Nella seconda sala sono presenti anche le lettere che scambiava con lo zio Ferlito, alcuni suoi ritratti, ma soprattutto la significativa incisione raffigurante Sant'Agata con su scritta la frase: Per me la città di Catania sarà sublimata da Cristo. Tale incisione venne donata al giovane Vincenzo da sua madre nel suo viaggio verso Napoli come auspicio di protezione. Mai Bellini si separò da questa incisione che lungo la strada del successo sempre lo legava alla città natia e alla madre a cui era molto affezionato. Con trasporto e passione, Annalisa, anch'ella catanese e particolarmente vicina emotivamente al compositore, mi ha raccontato dell'arrivo a Catania della salma del giovane Bellini, morto prematuramente a soli 33 anni. La notizia della morte del cigno giunse solo un mese dopo, in città. La sera del suo arrivo, tutti i catanesi gli resero omaggio al grido di Viva Bellini! Un'intera cittadinanza si stringeva attorno a quel figlio che allora aveva dedicato i Capuleti e Montecchi e che tanto aveva contribuito con la sua musica a creare con Catania un indissolubile binomio. In sottofondo, intanto, veniva trasmesso un video con la sinfonia di Norma e Nel furor delle tempeste, aria di sortita di Gualtiero, protagonista del Pirata, e a cui Bellini affida un'impervia vocalità da tenore molto acuto. Riporto qui un aneddoto riguardante la preparazione del tenore della prima assoluta, Giovanni Battista Rubini, il quale inizialmente provava non poca agitazione al cospetto di Bellini e nel dover affrontare una parte così complicata. Si narra che un giorno, essendosi reso conto della difficoltà del cantante, Bellini gli accennò vocalmente la frase musicale per fargli al meglio comprendere come andasse cantata. E quest'ultimo, finalmente, poté soddisfare l'esigente compositore. Tornando alla terza sala, la più triste, è possibile vedere la statua di Bellini morente e la maschera funebre in resina. Giunta a questo punto del mio racconto, credo valga la pena fare una digressione sulla morte del giovane compositore e cosa accadde successivamente. I coniugi presso cui Bellini veniva ospitata a Putò, credendo fosse affetto da colera, fuggirono, non prima di aver rubato gli averi che Bellini aveva con sé. Il 23 settembre, notando il cancello aperto, il medico, a cui prima di quel momento venne impedito di entrare, come già a chiunque, lo trovò seduto su una poltrona, avvolto dall'oscurità di una camera. Solo dopo avergli preso la mano il dottore ne constatò il decesso. Fu Rossini a ordinarne l'autopsia, tramite la quale si scoprì che l'infezione che già aveva colpito Bellini al fegato nel 1830 era impietosamente progredita e a ciò si aggiungeva uno stomaco completamente ulcerato. Questo bellissimo ragazzo sarebbe morto, anche in caso non fosse stato abbandonato. Una magra consolazione. Dall'esame autoptico si escluse la morte per avvelenamento, come pure si favoleggiava. Venne tentata l'imbalsamazione del corpo di Bellini senza successo.
Quando in seguito venne aperta la tomba in cui attualmente egli riposa, si scoprì che essa era riuscita solo per metà e accanto alla sua testa venne ritrovata una scatola con il cuore pietrificato del giovane artista al suo interno, a testimonianza per l'eternità di quanto da Bellini donato al mondo con la sua immortale arte. Il secondo piano, interamente dedicato alla multimedialità, è valso al Museo Belliniano il titolo di secondo museo multimediale dopo quello rossiniano a Pesaro. Qui la vita di Bellini è divisa nelle principali fasi della sua carriera compositiva, cominciando dal periodo napoletano. Appena entrate, ho ascoltato da Annalisa la descrizione di mirabili miniature dei palchetti del San Carlo, dove andò in scena la seconda opera di Bellini, ossia Bianca e Fernando. Un video narra la biografia del compositore, accompagnato dai suoi amici e cantanti. Procedendo nell'esperienza immersiva, siamo giunte nella sala dedicata ai Capuleti e Montecchi, opera che costò a Bellini un notevole stress psicologico, dovendo lavorare in poco tempo, cosa insolita per lui, abituato a procedere lentamente nella composizione delle sue opere. Bellini componeva un'opera all'anno. Nel racconto narrante, l'apice della produzione belliniana, il filmato ha preso a narrare di Sonnambula, Norma e della leggendaria cantante Giuditta Pasta, protagonista assoluta di entrambe le opere e per cui Bellini scrisse la parte di Norma. Subito dopo, quasi fisicamente, siamo come state trasportate nel tempo, giungendo, grazie ad una riproduzione interattiva, nel foyer di un teatro francese. Alcuni specchi erano intervallati da dipinti di persone vestite con abiti dell'epoca. Lo spettatore, muovendosi, si rende protagonista di una narrazione tattile e visiva all'interno del foyer che prende vita. In un palchetto, inoltre, è stato possibile ascoltare l'esito dell'infausta e tormentata Beatrice di Tenda del 1833 al Gran Teatro La Fenice di Venezia. Il secondo piano, inoltre, custodisce riproduzioni digitali dell'epistolario belliniano, oggetti cari e appartenuti a Bellini e un ritratto di Maria Malibran, mitico soprano di bravura e pittrice, che Bellini ascoltò una sola volta a Londra cantare Sonnambula e ne rimase ammaliato. Fu lei stessa a donargli il suo ritratto. Annalisa mi ha mostrato alcune statue, come quella in terracotta, raffigurante il personaggio di Amina, come da iconografia tradizionale, in camicia da notte, con un braccio sollevato e lunghi capelli sciolti. Alla Norma è dedicata una sala a parte, dove, grazie ad una riproduzione video, mi sono nuovamente ritrovata in un altro foyer, quello del Teatro Massimo Bellini. La voce della divina Maria Callas, in casta diva, ascoltata in quel contesto, mi ha fatto provare un ulteriore brivido di commozione. L'abbraccio di saluto tra me e Annalisa è stato colmo di emozione e da parte mia di immensa gratitudine e riconoscenza per un'indimenticabile mattinata trascorsa insieme. Qualche lacrima di commozione è stata da entrambe versata, avendo però la certezza di incontrarci ancora in futuro. Lo conosci tu bene? Lo conosci tu bene, l'Italia senza la Sicilia, non lascia alcuna immagine nell'anima.